Un cordiale saluto a tutti, ben ritrovati carissimi amici di Televideo Agrigento. Target ritorna ancora con voi anche per questa settimana e ancora una volta nel nostro studio virtuale che non ci fa avere un contatto diretto con i miei ospiti. Non c'è stato in realtà con il mio pubblico perché voi ci vedete da casa comodamente in televisione e anche in questa nuova occasione i miei ospiti sono comodamente a casa. Cercheremo come al solito di trattare degli argomenti interessanti che possono coinvolgervi e trattenervi per la canonica ora circa della nostra trasmissione a seguirci. Anche per questa settimana è dominante il Covid-19, insomma, sarà il nostro filo conduttore, la nostra linea guida, con diverse sfaccettature in relazione a quello che sono i nostri ospiti. E speriamo, insomma, ancora una volta di farvi ascoltare delle esperienze, di farvi conoscere delle nuove situazioni per continuare questo percorso lungo oltre 10 anni che ci vede sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e naturalmente poi nello streaming del sito www.televideoagrigento.tv praticamente in tutto il mondo. Bene, voglio allora iniziare con la presentazione dei miei graditi ospiti. Inizio da lontano, da Roma, con noi c'è Ilenia Costanza, in realtà lei è favarese doc, però da ormai tanto tempo vive ed opera a Roma, lei è una attrice, una regista e anche altre cose, se insomma le aggiungiamo magari in corso d'opera. Ciao Ilenia. E Ciao. poi abbiamo un poliedrico Giuseppe Maurizio Piscopo, lui invece vive e opera a Palermo, ma è cittadino del mondo, conosciuto non solo come maestro, ma come scrittore, come artista, come cantante, come autore, un po' tutto. Complimenti per il berretto, Maurizio. Grazie, grazie E a te, poi buonasera a tutti i telespettatori. Poi abbiamo una figura particolare della nostra società e specialmente in questo periodo devo dire che assume una valenza ancora più importante perché lei è un'ostetrica e si trova insomma ad essere forse l'unica presente accanto al ginecologo nel momento cruciale del parto. Lei si chiama Federica Arancio. Grazie Federica. Buona trasmissione anche per te. E poi abbiamo due figure importanti nel settore dell'ortopedia, dei tecnici di ortopedia. Uno è Antonino Suterasardo ed è il vicepresidente dell'AOTO, che è l'associazione operatori tecnici ortopedici, credo, comunque me lo dirà poi lui meglio. E poi c'è anche Vito Marasco, lui invece è il presidente provinciale dei tecnici ortopedici. Più tardi ci raggiungerà un altro gradito ospite che non ve lo annuncio, poi quando arriva ve lo presento. Questa è la target di questa sera e andiamo subito lontano. Perché ho invitato Ilenia? Veramente ci sono mille cose per le quali lei può partecipare o partecipa a trasmissioni televisive, però mi ha incuriosito vedere anche il suo nome in una nota che diceva che sono isolani e isolati. In che senso, Ilenia? Ma senza voglia di polemica e senza voler fare guerra, semplicemente, così come abbiamo scritto, io sono tra i tanti che hanno rispettato le regole, per cui quando si è capito che si stava per chiudere, non mi sono messa in macchina e sono andata giù dai miei, sono rimasta qui per la tutela della mia salute, dei miei vecchietti che tu conosci, ormai sono anziani, e insomma della comunità. Era giusto. Quindi finita sta quarantena aspettavamo sta conferenza stampa, questo decreto che ci desse l'opportunità di riavvicinarci alla famiglia nella nostra residenza. Quindi arriva Conte, finalmente apre a questo, Musumeci invece esce con una dichiarazione: io blindo la Sicilia. E lì siamo rimasti, ci siamo chiesti, ma allora se rispetti le regole resti fuori, non è giusto. Ecco perché ci siamo... L'aveva fatto un po' prima anche il buon sindaco di Messina, Cateno, no? Quando si era messo lì, dice, qui dallo stretto non passa nessuno.
Beh, sì, è un po' non passa lo straniero, insomma, però non è giusto. Noi abbiamo il diritto di ritornare, perché poi ci sono tante situazioni difficili, ma non fosse altro che per genitori anziani che dopo 2 mesi di questa chiusura hanno bisogno di aiuto, e quindi è giusto che si possa ritornare in sicurezza. Quindi abbiamo chiesto solo questo. Bene, poi approfondiremo questo argomento, ma anche il tuo soggiorno romano, insomma, ecco, ci racconterai del tuo soggiorno romano in tempo di Covid. Maurizio, hai sentito, insomma, che problemi che vivono questi nostri concittadini siciliani, ma sono stranieri in terra propria? Conosco bene il problema perché mia figlia è a Trento, quindi non ci vediamo da Natale, e quindi il problema lo vivo, lo percepisco, lo sento, e capisco anche che questa esperienza dovrebbe cambiarci nel senso di rimettere tutto in discussione, contatti tra le persone, rispetto per l'ambiente, come potremmo dire, un nuovo modo di approcciare anche le situazioni. Ormai non si entrerà più in un caffè, è affollato, tu ci rimani 3 ore, se ti danno un caffè lo prendi e te ne vai via, insomma, con la mascherina. Certo, Un mondo certo. stravolto, completamente cambiato. Il nostro essere sicuramente dovrà cambiare. Naturalmente con Maurizio parleremo anche del suo essere artista al tempo del Covid. Ti manca sicuramente il pubblico, il contatto, il concerto, la piazza. Sì, mi mancano tante cose, ma come al solito mi adatto, mi sono sempre adattato nella mia situazione, ho cambiato sempre tante città, tante case, tante situazioni, e mi sto adattando ora. In questo periodo, per esempio, mi è venuta dall'amico, non so se la parola la posso tradurre in inglese, però va detto in così, francese sarebbe dall'amico, meglio, in francese sarebbe per meglio. descrivere tutte le storie, tutti i personaggi del mio paese, per cui incominciai a raccontare 12 apostoli che non erano gli apostoli che voi conoscete, ma gli Credo che autisti di sia il tempo piazza. di preparare un nuovo Ho cercato libro, di raccontare Maurizio. anche, ora mi hanno chiesto, ma perché non racconti le fontane? E racconteremo anche le fontane. Bene, C'è bene, un lasciamoci lavoro con questo dubbio incredibile. almeno per il momento. I due baldi giovanotti che vedete sulla destra, Vito Marasco e Antonino Suterasardo, diciamo che un po' siete in simbiosi, no? Nel senso che la categoria è proprio quella dei tecnici ortopedici, anche voi in tema di Covid, in grandissima difficoltà, ma soprattutto i vostri assistiti. Tonino. Sì, buonasera a tutti. Purtroppo hai detto bene, noi ci troviamo in una situazione un po' particolare. La Oto, logicamente, che rappresenta all'incirca una trentina di aziende raggruppate, all'interno operano i tecnici ortopedici che danno il servizio a tutte quelle persone disabili che necessitano. Ora, col decreto ministeriale fatto da Conte ha detto che alcune attività dovevano essere aperte. Noi, con grande spirito di sacrificio e con grande dedizione al lavoro, perché dopo Cioè voi siete decenni rientrati nella categoria, diciamo, di quelli indispensabili, ecco, che di sono... quelli indispensabili, esatto, siamo rimasti aperti per dare il servizio alle persone disabili e che praticamente necessitavano di qualsiasi cosa. Il problema dove è nato? Il problema è nato che durante la fase 1, purtroppo, anche se devo dire che l'AF è stata attentissima, c'era un dialogo abbastanza aperto, erano disponibili, però per motivi evidenti le visite specialistiche erano ferme, per cui noi ci siamo trovati a essere mettere aperti senza pubblico allora. senza pubblico, abbiamo fatto solo le emergenze, le persone telefonavano in maniera logicamente a norma di legge, abbiamo cercato di supportare quello che potevamo, il nostro servizio ad una fascia di persone che purtroppo vuoi non vuoi era reclusa a casa. Bene, ora adesso siamo in fase 2, magari poi ci spiegherai qual è il vostro percorso. Diciamo, oltre che le aziende, anche i tecnici, Vito Marasco. Sì, anche i tecnici, dipende che poi, tra parentesi... Parliamo con Vito, Tonino, parliamo con Vito. Sì. Sì. Mi sentite? Sì, i tecnici sono quelli che poi sono sul campo, no?
Certo, io oltretutto sono presidente commissario d'albo per i tecnici ortopedici delle 2 province, Caltanissetta e Agrigento, quindi ancora più in questo momento mi devo occupare di quella che è la sicurezza di noi come operatori sanitari dal punto di vista di approccio del paziente e come gestire questa emergenza. Cioè, anche voi naturalmente avete il problema del contatto diretto, perché il vostro lavoro non è che lo fate in smart working, cioè andate a toccare direttamente il paziente, no? Quindi... Hai detto bene, infatti è stato uno dei limiti con cui ci siamo dovuti immediatamente misurare e trovare le soluzioni opportune, che siano state DPI, metodi, prassi che abbiamo immediatamente adottato per rendere adeguate le nostre aziende e per poter far fruire bene il nostro servizio alle persone, naturalmente meglio ancora per i diversamente abili. Speriamo che adesso, insomma, con la fase 2 le cose migliorano. Conosciamo la nostra ulteriore ospite, dicevo, Federica Arancio, l'ostetrica. È una professione bellissima, è una persona veramente eccezionale e forse in questo momento lo è ancora di più, Federica. Il microfono non ti sento, Federica, non ti sento. No. C'è il microfono chiuso forse? Non... no, adesso ecco, prova. No, non riesco a sentirti, Federica, non riesco a sentirti. Speriamo subito di risolvere questo problema per quanto riguarda Federica. Appena ci sei, magari ti fai sentire, io ti do subito la parola, vediamo. No. Proviamo a uscire e rientrare mentre io proseguo, Federica. Allora, ritorniamo a Roma. Ilenia, con te altre circa 60 persone hanno sentito anche le necessità di esternare questo loro essere. Avete fatto una lettera aperta, che cosa? Una petizione? No, in verità l'idea è nata da una chiacchierata, eravamo io e Lorena Veto e Silvia Castellana da Firenze, che a cui già era stato impossibile nei primi tentativi di scendere. Avevamo pensato tutte e 3 di fare una lettera, quindi l'abbiamo fatta e in un dopocena qualche messaggino agli amici, siamo diventati 60 e bastava così, perché tanto nel frattempo i social network erano già pieni di vari gruppi di gente da tutte le città del nord e del centro, ma anche dalla Puglia ci sono ragazzi, studenti o lavoratori che cercano di rientrare e non trovano i mezzi. Quindi abbiamo fatto questa lettera che abbiamo chiamato una protesta elegante nei limiti della decenza, insomma, per dire che forse si può trovare un altro modo. E comunque noi le proteste, i 2 avvocati, uno da Roma, uno da Milano, che hanno fatto la diffida, un capogruppo dell'opposizione che ha fatto un'interrogazione parlamentare, tutta sta roba è successa, manco ci fossimo messi d'accordo, ma è successa negli stessi giorni e grazie a Dio Musumeci ha iniziato, pare, a fare qualche passo indietro e ad allargare un po' il passaggio. Diciamo proprio oggi sentivamo che hanno chiesto anche di raddoppiare gli aerei sia da Roma e da Milano, quindi allora scrivendosi sul portale, dichiarando da dove venite, dove andate, senza dare l'euro, tipo il film dico, si può fare, o ancora dovete aspettare il 18? Peppe no, perché quando lui ha fatto il decreto erano stati cancellati i voli, le navi, molti treni, quindi al momento si può trovare qualche aereo solo da Roma. Per cui chi arriva da Milano, Vicenza, Firenze deve arrivare a Roma e prendersi un aereo e trovare un posto fino alla fine di maggio è tutto già pieno, perché ci sono comunque solo 3 o 4 aerei adesso, grazie alla celerità, credo, del Ministero, non lo so, ma erano ancora di meno. Quindi c'è proprio una difficoltà in questo momento di trovare i voli, i treni, le navi, le famose navi Napoli, Civitavecchia, Genova, Palermo. Quindi al momento la difficoltà è questa. Se vai in macchina non si sa che cosa si trova allo stretto di Messina. C'è Cateno De Luca messo così. Quando, insomma, se ci fanno una misurazione, ci fanno un tampone,
chiaramente noi facciamo domanda, dichiariamo quando partiamo, quando arriviamo, ci fanno un tampone, ci mettiamo in quarantena, voglio dire, in sicurezza si può rientrare, è questo che vogliamo. Ma dai, stai bene a Roma, dai, anzi poi più tardi mi racconti che cosa stai facendo a Roma, vediamo se riusciamo a recuperare Federica. Sì, buonasera, mi sentite? Ecco, perfettamente, adesso Ecco, ci siamo. scusatemi Dicevo, per il problema tecnico. Assolutamente, il tuo ruolo è prioritario. Beh, diciamo che lo mettiamo, ecco, nello stesso piano del ginecologo, ecco, non vorrei fare, però adesso particolarmente di più, perché la donna, la partoriente è praticamente sola, cioè non ci può andare il marito, non ci può andare nessuno, no? Sì, allora, noi diciamo come figura professionale in qualità di ostetrica noi accompagniamo le donne in tutta la fase della loro vita, quindi già dall'adolescenza fino ad entrare alla menopausa. Diciamo che in questo periodo storico a maggior ragione siamo molto vicini alle mamme in gravidanza, come sempre sì, però gli diamo qualcosa in più, perché queste mamme, diciamo, nel contesto storico in cui ci siamo trovate, sono andate in sala parto da sole a partorire. La novità della settimana, diciamo, è data proprio che da questa settimana dall'ospedale di Agrigento possono entrare in sala parto anche papà. Quindi se finora, oh, che bella notizia! sì, se finora a causa dell'emergenza Covid i papà assistevano alla nascita del proprio figlio tramite uno schermo, così come stiamo facendo noi, da questa settimana quindi possono assistere alla nascita e stare con la mamma per le 2 ore dopo il parto, successivamente con tutti gli adeguati dispositivi di sicurezza, ovviamente. Sicuramente, anche perché diciamo il percorso che hanno seguito del preparto è sicuramente diverso rispetto a quello normale, no? Anche per voi l'emergenza Covid vi teneva distanziati, io non voglio usare, mi fa piacere che non l'ha usata nemmeno Elenia, distanza sociale ma distanza fisica, ecco. Sì, l'unica, diciamo, differenza che noi abbiamo adottato, ma soprattutto per la nostra professione è tantissimo, è stata proprio la distanza fisica. Abbiamo in certi sensi rivoluzionato i nostri corsi, i nostri incontri, le dinamiche e l'approccio del lavoro. Possiamo dire però che le mamme dall'altra parte ci hanno risposto in maniera molto positiva, cioè loro sono state contente di quello che siamo riusciti a fare. Proprio in questo senso, per diciamo sopperire a questa emergenza, abbiamo deciso noi stessi, io lavoro all'interno del consultorio Centro Donna George Sand, ma così come ad esempio all'interno delle strutture ospedaliere, ci sono degli incontri, dei corsi preparto che abbiamo organizzato con le mamme. Ovviamente sono sempre in videoconferenza, quindi qualcosa è cambiato, il contatto manca, toccare pancioni, sentire soprattutto le emozioni, le sensazioni dal vivo. Però dall'altra parte le mamme hanno un supporto costante anche da casa. Inoltre sì, abbiamo magari continuato... si sentono anche un po' più sicure, no? Nel senso che un po' la paura del Covid ce l'abbiamo un po' tutti. Quindi, da diciamo... questo punto di vista infatti sì, si sentono sicure perché sono a casa, ma al tempo stesso condividono la loro esperienza con altre mamme che si trovano a vivere la stessa situazione. Quindi diciamo il conforto è doppio, da una parte con noi, cioè professioniste, ma al tempo stesso anche tra di loro. Quindi... Bene, magari poi più tardi, senza naturalmente entrare nei particolari o violare la privacy di qualcuno, ci potrai raccontare qualche aneddoto o comunque qualcosa, diciamo, di curioso che magari succede in questi incontri. E noi abbiamo anche un altro ospite che è il mio amico Unicurs che ci segue in questo periodo, e prego di mandare in onda la pubblicità. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. E mai, insomma, come in questo periodo, forse il discorso online ci prende un po' tutti, abbiamo imparato ad usare queste nuove tecnologie e per fortuna che ci sono. Ritorno al mio amico, grande amico Maurizio Giuseppe Piscopo, per dire che il mondo dello spettacolo, dei cantanti, insomma, veramente sta credo che noi abbiamo un po'
un'ambulanza, ecco, noi abbiamo un po' visto, almeno io, il concertone del primo maggio senza pubblico. C'è Gianni Nannini che cantava dalla terrazza del Martini e altri, Vasco Rossi, che era nel giardino di casa, oppure, insomma, veramente non ci può essere musica senza pubblico. È chiaro, diciamo, è come se un prete dice la messa e la sala, diciamo, la chiesa è vuota. Quest'anno mi ha affascinato il Papa quando a Piazza San Pietro si muoveva da solo, non so, quell'immagine è rimasta nella nostra mente. Ecco, i teatri sono chiusi e tutti gli artisti chiaramente ne soffrono, tutti quelli che avevano cominciato a progettare un lavoro. Anche per i libri è la stessa cosa, cioè, per i ristoranti, per tutta una serie di cose, ma soprattutto per quelli che vivono di spettacolo. Noi avevamo già pronto di rifare Barberia a Palermo ed è stato rimandato. Io dovevo andare con i bambini in Rai ed è stato pure rimandato, ma voglio dire, è stato un periodo anche di riflessione e queste erano le condizioni. Bisognava rimanere a casa e non si poteva fare diversamente. Certamente qualcosa cambierà. Io immagino gli spettacoli dove c'era un pubblico numerosissimo, tutto questo credo che cambierà. Immagino un futuro diverso. L'altro giorno, così parlando di cinema, ho seguito, diciamo, la facoltà di architettura che sta facendo un lavoro sul cinema del futuro. E io pensavo ai nostri 4 cinema che avevamo a Favara, non ne abbiamo più nemmeno uno, forse bisognerebbe riaprire un'arena. Guarda che un'arena è bellissima, un'arena è con un ristorante anche all'interno. Ecco, cominciare a ripensare qualche cosa di nuovo, perché il cinema insieme agli altri è una cosa splendida, poi all'aperto, con tutte le norme di sicurezza e perché no, voglio dire, magari riaprire la Sala Bellini che da tanto tempo è chiusa e che io racconterò appunto ricordando queste cose. Lo spettacolo deve continuare. Un programma e un progetto per il futuro, anche perché oggi veramente ho sentito anche un po', sai, una stretta al cuore che non ricordo il titolo, ma dicevano che oggi esce il film in streaming, ovvero che uno se lo compra oppure in on demand. È tutta un'altra cosa. In Germania fanno i film di condominio che li proiettano nei muri. Voglio dire, il cinema è un rito collettivo, va visto insieme agli altri e bisogna stare insieme agli altri. Ma dai, che non ti può stare non può essere che una cosa minuscola, microscopica, che ci vogliono un telescopio, un microscopio grande così per vederla, ci deve stroncare la nostra esistenza. Ma aspetti positivi comunque ce ne sono, aspetti positivi che c'è da fare più attenzione al rispetto dell'ambiente, diciamo, al territorio, al verde, alle cose di tutti, fare in modo che insomma si possa, sai come si può dire, rinascere, perché un'esperienza come questa può darci dei germi per migliorare, questo penso. E quindi la tua fantasia all'interno di 4 mura cos'è? È oppressa oppure vola e naviga? No, presso no, io suono, scrivo, vedo un film, leggo moltissimo e poi compongo. Per ora ho in testa di scrivere un pezzo che non è semplice poterlo scrivere. Mi sono consultato con tutti gli amici che ho per avere dei consigli, per avere la loro visione del mondo su questo argomento che sto scrivendo e poi, come ti dicevo prima, mi è venuto questo all'amico di recuperare tutti i quartieri del mio paese dove sono nato, dove ho giocato, Cortili, il treno, la vecchia stazione, i personaggi, li sto cercando uno per uno. Mi sono interessato pure di sport, io di sport non mi ero mai occupato e mi sono preoccupato di sport. La necessità aguzza l'insegno. E a proposito di spettacolo, a proposito di teatri chiusi, Ilenia, anche a Roma, no? Qui come in tutta Italia la situazione è veramente molto molto triste, perché sì, streaming, tutto, anche il teatro è andato in televisione, in streaming, le dirette,
però non è lo stesso, e poi sono saltate le stagioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a far finire il cartellone a dicembre con Legittima difesa dossier, ma poi si è chiuso tutto, non si sa cosa succederà la prossima stagione, se potrà partire, se non partirà. Ci sarà anche giustamente la diffidenza della gente, se anche aprono i teatri, chi avrà la forza e il coraggio di andarci, di entrare? Quindi è una situazione veramente difficile, i musicisti, i danzatori, gli attori, è un momento angosciante, ma la fantasia di cui parlavi prima, che ci porta a fare altri progetti, a pensarli magari anche sugli scogli, come già una volta abbiamo fatto, forse ci fa tirare avanti, però la situazione è triste. Io approfitto di questo programma per dire che da tempo sogno di fare uno spettacolo con i Leni, è vero, ne abbiamo parlato 100 anni, ancora non l'abbiamo fatto, chissà che magari dopo, appena si rasserena tutto, ti faccio da gancio e magari ne parliamo da 100 anni, è vero o no? Ma detto così pare che io mi faccio pregare, no, le opportunità non sono mancate, Maurizio, perché i fatti vostri non li vogliamo sapere, ecco, non li vogliamo sapere. Pregherei il mio regista di avvisarmi quando il prossimo ospite è già pronto eccolo qua, benissimo. A proposito di teatro, questo è Nunzio Bonadonna, è un attore nisseno, credo di Niscemi, vero Nunzio? No, io sono di Caltanissetta. Di Caltanissetta, ecco. E siccome i teatri sono chiusi, Leni, Maurizio e tutti gli altri ospiti, e noi abbiamo pensato bene di portare il teatro qui dentro a Target. Ho conosciuto Nunzio proprio ieri, insomma, in una sua performance nella festa della legalità di Favara. Mi è piaciuto, l'ho contattato e gli ho detto: mi devi fare questo regalo, e lui ha detto di sì. È un regalo particolare che si inserisce nel contesto, insomma, del Covid, forse sì, forse no, però si inserisce sicuramente nel contesto di donna e nel contesto di uomo. Perché? Perché c'è un qualcosa che, se è al maschile le cose vanno bene, se passa a femminile le cose peggiorano. Ma non l'ho capito bene, per questo l'ho voluto che me lo ripetesse. No, in realtà l'ho capito bene perché lo ha fatto eccezionalmente e voglio che sia anche goduto dal pubblico di Target. Nunzio Bonadonna ci fa un monologo, ci ripropone un monologo di Paola Cortellesi, dove appunto la parola al maschile portata al femminile assume un qualcosa di diverso. A te, Nunzio. E seguendo un monologo di Lella Costa, che partiva dal proemio dell'Orlando Furioso, ho cantato le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, ma principalmente le donne ho cantato. Ho cantato le donne e, ahimè, le armi. Bene, adesso però ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella lingua italiana alcune parole che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinate al femminile, assumono immediatamente un altro senso. Sì, cambiano radicalmente. Diventano un luogo comune un po' equivoco, che poi, a guardar bene, è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento alla prostituzione. Però facciamo qualche esempio. Dunque, cominciamo con una parola. Allora, un cortigiano maschile, un cortigiano. Un cortigiano, un uomo che vive a corte, no? È una cortigiana? Una mignotta. Beh, un uomo di strada, un uomo del popolo. Una donna di strada, una mignotta. Un massaggiatore, un kinesiterapista, una massaggiatrice, una mignotta. Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile, una mignotta.
Un passeggiatore, un uomo che cammina. Una passeggiatrice, una mignotta. Un uomo con un passato. Questa è carina. Sì, un uomo con un passato è un uomo che ha una storia che qualche volta è stata magari non proprio lineare, non è stato proprio onesto, però magari è una storia che vale la pena di raccontare, mentre una donna con un passato, una donna con un passato è una mignotta. Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo? Beh, questa neanche la dico, su. Un uomo di mondo, un gran signore. Una donna di mondo, una gran mignotta. Uno che batte, un tennista che serve la palla. Una che batte? Beh, non dico neanche questa. Un uomo che ha un protettore, un intoccabile raccomandato. Una donna che ha un protettore, una toccabile mignotta. Un buon uomo, un uomo probo, una buona donna, una mignotta, un uomo allegro, un buon tempone, una donna allegra, una mignotta, un gatto morto, un felino deceduto, una gatta morta, una mignotta, uno zoccolo, una calzatura di montagna, una zoccola. Questa non la dico, su. Bene, questo elenco non l'ho scritto io, no, non l'ho scritto io. Questo elenco l'ha scritto un uomo, sì, pensate, un uomo. Si chiama Stefano Bartezzaghi, il professor Stefano Bartezzaghi, che è un enigmista, un giornalista e un grande esperto della lingua italiana. Grazie Bartezzaghi per aver scritto questo elenco di ingiustizie. Beh, diciamo che le abbiamo sentite un po' tutti queste parole. Voi donne chissà quante volte le avete sentite e forse non ci avete fatto caso. Beh, ma io oggi non voglio, non ho lo scopo di star qui a descrivere la donna che si lamenta, che recrimina. No, per carità, no. Certo, anche nel lessico le donne un po' discriminate lo siete, Beh, insomma, quel filino di discriminazione un po' si avverte. Beh, almeno io lo avverto. Magari sarò io, ma io lo avverto. Pazienza, vabbè. Ma comunque per fortuna sono soltanto parole. Sì, sono soltanto parole, vero? Certo, ma se le parole fossero la traduzione dei pensieri, beh, allora no. Allora sarebbe grave. Sarebbe proprio un incubo sin da piccoli, e che quotidianamente assume i contorni della realtà. All'asilo un bambino maschio potrebbe maturare l'idea che le bambine siano inferiori a lui, no? Da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze in qualche modo siano di sua proprietà. E da uomo, ma è solo un'ipotesi, per carità, è solo un'ipotesi, ma se fosse vero, sul lavoro credere giusto che le colleghe siano pagate meno, e quindi a quel punto non gli sembrerebbe grave offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle come si fa con la frutta matura o per controllare le mucche da latte. Eh sì, se fosse così sarebbe proprio pericoloso. La donna adulta o anche giovanissima potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata dall'uomo che la ama, uno che la ama talmente tanto da pensare che la sua vita e lei stessa siano roba sua, e quindi può farne quello che vuole, no? Ma per fortuna sono soltanto parole, sì certo, sono soltanto parole, ma se per davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, beh allora un giorno potremmo sentire delle affermazioni che hanno dell'incredibile, frasi offensive e senza senso come queste. Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella che ha fatto per lavorare.
Certo che lei però, anche se va in giro vestita così, ma dovresti essere contenta se ti guardano, no? Lascia stare che sono cose da maschi. E lei a quell'ora che ci faceva in giro vestita così? Se l'è cercata? Sì, te la sei cercata. Te la sei cercata, sì, tu te la sei cercata, te la sei cercata, te la sei cercata, tu te la sei cercata, 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 ma per fortuna sono soltanto parole. Ed è un sollievo sapere che tutto questo qui da noi non è mai esistito. Vero? Grazie. Grazie, grazie veramente Nunzio, sei stato bravissimo. Ho visto anche che i miei ospiti ti hanno seguito con molta attenzione, ti ho rubato un po' in quello che stavi facendo nel tuo studio. Anche il tuo studio è virtuale in questo momento? In questo momento è virtuale, sì, è abbastanza una lezione di recitazione. Sì, è un po' affollato e dobbiamo adattare, ecco. Dobbiamo darci da fare, no? Dobbiamo comunque continuare a fare teatro in un periodo che, come sappiamo tutti, non aiuta per niente proprio questa disciplina. Bene, complimenti ancora, ritorno al tuo lavoro e grazie della partecipazione a Target. Grazie a Nunzio Bonadonna. Arrivederci. Ciao, ciao, grazie. Grazie. Ilenia, pensavo a te e alla tua trinacria che è femmina. Sì. La mia trinacria che è femmina, tante volte dal titolo qualcuno pensa che sia uno spettacolo femminista, invece è solo un gioco lessicale in realtà. Io invece pensavo alla bellezza di questo monologo ripensando al nostro Legittima Difesa dossier che parla proprio di violenza contro le donne in maniera meno ironica e che abbiamo rimesso in scena a dicembre dopo 10 anni ed è sconvolgente come tutto sia ancora così attuale e quindi fa male. Trinacria e femmina invece è la parte poetica e divertente di questa rivalsa di noi femmine che alla fine dice ma sì, ma pure le parole sono femmina. Federica, è il doppio senso delle parole, insomma, fa un po' riflettere e dire che però, insomma, la donna, io sono un convinto femminista, è al centro del mondo, perché la procreazione è della donna. Non voglio essere blasfemo se Dio prima ha creato, prima Eva e dopo Adamo, perché noi siamo un derivato. Vive mediamente 7-8 anni in più dell'uomo la donna. Ci sono delle malattie di cui la donna è immune o in certi casi è solo portatrice sana. Mi sa che il sesso debole siamo noi, Federico. Diciamo che la donna è proprio il fulcro della famiglia, cioè non solo della famiglia ma diciamo di tutta la società. È vero che ancora diciamo, c'è una sorta di dislivello, certe volte lo percepiamo soprattutto noi giovani e diciamo che quest'opera mi ha fatto riflettere perché lascia un grande messaggio a chiunque l'ascolta, cioè il messaggio che molto spesso ci lasciamo fraintendere. Anche noi facciamo questo lavoro di educazione, cerchiamo di farlo capire. Come ben sapete, penso, noi come consultorio proprio ci occupiamo anche della violenza di genere, ci occupiamo di educazione sessuale all'interno delle scuole. Questo perché? Proprio per questo motivo, perché ci sono ancora oggi, percepiamo anche tra i banchi di scuola, quindi tra i giovani ragazzi che rappresentano il nostro futuro, una cultura che potremmo definire per certi versi arcaica, perché ci stiamo evolvendo. La donna ormai si è pienamente emancipata, la donna è al centro della società, lavora e quindi non possiamo ancora oggi associare alla donna l'unico ruolo di madre, perché non è solo quello, è molto altro. Quindi proprio in questo senso, quando parliamo di donne e dico che mi occupo della salute, del benessere delle donne a 360 gradi, non intendiamo solo il benessere fisico di per sé, ma soprattutto il benessere psicologico.
La donna, viva, viva la donna. C'era una Viva volta la anche una donna. canzone che diceva così. Ritorniamo ai nostri tecnici di ortopedia, perché loro proprio in questi giorni hanno fatto una lettera aperta. E iniziamo con Tonino. Perché, Tonino, avete fatto questa lettera aperta? Perché? Perché pur restando aperti durante tutto questo periodo, ora nella fase 2 stanno mantenendo tutto fermo come se fosse ancora la fase 1. Questo cosa ci comporta a noi come aziende? Noi come aziende che cosa facciamo? Siamo l'anello di collegamento fra il servizio pubblico, il servizio sanitario e la persona disabile che si trova a casa. Riceviamo tantissime telefonate di persone che in questo minuto, purtroppo, pur restando a casa, chiedono aiuto, chiedono di essere supportate. Noi cerchiamo di fare l'impossibile, pur avendo messo come aziende tantissime persone, anche noi come tutte le altre, in cassa integrazione, perché pur essendo aperti è come se non stassimo lavorando tecnicamente, perché la sanità si è giustamente concentrata sul problema Covid, tenendo in sospeso tutti gli altri servizi. Ora siamo nella fase 2, purtroppo il decreto c'è scritto che si continua ancora solo per le urgenze, però noi ci rendiamo conto che queste povere persone hanno bisogno di accelerare il servizio verso di loro, perché stanno soffrendo. Noi stiamo cercando di strutturarci e ora vediamo anche di preparare anche dei documenti da presentare all'assessorato per fare in maniera tale che il front office lo facciamo noi direttamente con l'azienda, evitando l'affollamento direttamente negli uffici amministrativi. È tutto quello che serve per poter alleggerire il carico e per dare sia nel tempo che nello spazio la possibilità all'ASL di lavorare così in maniera più leggera, più sciolta. Noi cercheremo in tutto e per tutto di dare la nostra collaborazione, ma ripeto, lo facciamo soprattutto anche in funzione a una missione, perché il nostro lavoro dopo tanti anni si è tramutato non più in un lavoro, è una missione, perché vediamo le persone che soffrono, vediamo e capiamo ora che significa avere una disabilità addosso. Cioè praticamente ci sono delle situazioni dove veramente non si riesce a capire se non si vive costantemente questa realtà, perché parlare di disabilità è una cosa bellissima, ma viverla vi assicuro che è tutto un altro mondo, senza contare poi che le nostre aziende purtroppo come tutte le altre stanno vivendo per via della pandemia un momento di crisi dovuto anche a tutto quello che vi ho detto. Vito, cosa vuoi aggiungere tu a quello che ha detto Tonino? Da parte nostra, per confermare quello che ha detto Tonino, noi come aziende abbiamo attuato tutti un protocollo di igiene, sanificazione. Per esempio le nostre aziende sono state sanificate, abbiamo adottato dei stretti protocolli rigidi che permettono a chi viene da noi di stare tranquilli, sia chi viene ma anche per noi stessi operatori di essere tranquilli. Quindi chi viene a noi non troverà altre persone nel momento in cui entra in azienda, avrà degli appuntamenti ben precisi in cui transiterà, potrà venire accompagnato da una persona, troverà all'ingresso il gel per sanificare le mani, troverà i guanti, mascherine e quant'altro. Stessa cosa noi. Quindi tutti questi piccoli particolari, quindi l'azienda sanificata, la misurazione della temperatura, permettono a chi viene da noi di stare tranquilli, che è la cosa che oggi le persone penso che vogliono di più, essere tranquilli nel momento in cui mi debba spostare, non corra altri pericoli. La tranquillità che insomma ancora forse è un po' tardi da venire. Mi ricordo che proprio ieri la sindaca di Favara ha fatto proprio una diretta Facebook per dire che non è che c'è stato il liberi tutti, lo vogliamo ribadire anche noi, non c'è stato il liberi tutti, ancora siamo in fase 2, che vuol dire progressivamente, piano piano andare avanti e ritornare alla normalità, magari meglio di prima. Maurizio, volevo anche un tuo commento sulla performance di Nunzio e poi insomma il tuo
il tuo parlare da maestro, perché insomma con gli alunni non è che c'è stato così, c'è stato un distacco ed è finito tutto, almeno per quest'anno. Allora, per quanto riguarda la performance è molto bella, mi veniva in mente il significato che hanno le parole, sono come le note. Se tu metti in una composizione una nota sbagliata o una nota diversa, tutta l'armonia si disperde. E ci sono un sacco di luoghi comuni naturalmente sulle parole, si creano anche delle, come potremmo dire, delle incomprensioni, perché tempo fa c'era una signora che mi stava mettendo giù sulle strisce pedonali a Palermo, molto gentile, bella robusta. Ho detto, signora, dico, ma guardi che io mi trovo sulle strisce, e io continuavo a fumare così, e allora ho detto, lei è una bella mole, io ho detto, l'italiano dice, ma quale mole, ma vaffanculo. Ecco, le parole, ripeto, hanno un loro significato, un loro gesto. Naturalmente in quell'espressione della signora ci ho visto un po' il suo mondo, il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Vedendo sempre quello spettacolo mi veniva in mente, per esempio, se noi per un giorno dimenticassimo la lingua italiana e parlassimo in siciliano, ecco, tutte le parole cambierebbero di significato anche nei rapporti delle persone. Perché alcune cose non si possono nemmeno tradurre, Mauri. Sì, ci fu una signora che si accattare una lattuga e ci disse a quello che gliel'ha venduto, dice, questa lattuga è di una tenerezza. Sai, la parola tenerezza è una delle più belle parole che esistono, ma in quel momento voleva dire che era tenera, proprio che era buona. E quindi nella lingua siciliana ci sono parole bellissime. Pensa un po' alle serenate, ecco, visto che parliamo di spettacolo. Quando tu a una donna fai una serenata e le dici una parola come questa, lo sonno della notte ma rubasti, ti lo portasti a dormire cuttia. Se lo traduci in italiano diventa niente, se lo traduci in inglese niente. Ci sono delle cose che devono rimanere in quel modo, sì, perché quella è la lingua, diciamo, secondo me, per raccontare, per descrivere. In merito all'altra domanda che mi dicevi con i ragazzini, della scuola, ecco, della scuola, sì. La scuola, purtroppo c'è questa presa in giro, la voglio chiamare, della scuola a distanza. Intanto non eravamo pronti per questo tipo di esperienza che può funzionare all'università, ma con i bambini piccoli della scuola elementare, della materna, è un disastro. E quindi voglio dire, anche se vi dicono mille cose, che è stato tutto bello, perfetto, guardate che le cose non stanno così. Non si può immaginare un'aula scolastica dove ci deve essere il rapporto diretto della maestra, del maestro col bambino, della voce, così, l'empatia. Non si può ricreare in un tablet quello che è la scuola, la classe, è tutta un'altra cosa. Bisogna pensare a qualche cosa. Noi, no? La stessa cosa che stiamo facendo noi, non è ugualmente. Ma già noi siamo adulti comunque, noi siamo adulti. Certo, ma nello studio televisivo di TVA siamo lì seduti accanto, vicini. Qua invece, certo, siamo tutti concentrati, siamo tutti attenti, anche i nostri telespettatori ci vedono, però l'uomo è fatto per. Faccio l'esempio concreto: il bambino piccolo ha visto i suoi compagni e li voleva abbracciare, non ha potuto abbracciarli e si mise a piangere perché dice, non ne so. In mondo stiamo vivendo un mondo che non c'è, virtuale, giusto, con parole virtuali. E io dico avevo chiesto prima a Federica di raccontarci, naturalmente mantenendo sempre la discrezionalità. Che è brava sta dottoressa, devo dire che parla bene, quindi mi affiderei tranquillamente, nel senso dico come medico. La ringrazio. In questo momento di Covid-19, quindi anche di un modo diverso di interpretare, di approcciarti alla tua professione, se c'era qualche episodio insomma che poteva destare la nostra curiosità. Allora, cosa è cambiato? Come dicevo, per noi è cambiato tutto, nel senso, la gravidanza spesso, quando stiamo parlando di mamma in gravidanza, quindi dico, quando parliamo di gravidanza spesso le mamme portano con sé già tante preoccupazioni, perché permettetemi di dire che nel corso degli ultimi anni soprattutto la gravidanza è stata molto medicalizzata e quindi la mamma dimentica di essere, cioè una mamma in gravidanza dimentica di vivere un totale stato di benessere e di salute. Quindi la gravidanza non è assolutamente una malattia,
e soprattutto in questo periodo, secondo me, le mamme che si sentono in certi sensi sfortunate perché non possono vivere la loro maternità a 360 gradi, secondo me sbagliano. Infatti è una cosa che dico spesso ai corsi preparto. A maggior ragione le mamme in gravidanza, a mio parere, sono le uniche che hanno una speranza rispetto a noi, perché sono le uniche che portano una vita in un contesto storico in cui ogni giorno abbiamo un bollettino di guerra e si parla esclusivamente di morte. Quindi, diciamo, partendo proprio da quello, il nostro scopo è mandare questi messaggi a casa. Non solo la serenità, il sostegno, proprio la sicurezza che qualcuno c'è per loro, ma soprattutto farle riflettere. Quello che abbiamo visto di diverso in questi giorni è che spesso magari mi scrivono mamme che vivono ansie su ansie, cioè si aggiungono nuove preoccupazioni. Magari un semplice prelievo che veniva fatto prima con tranquillità adesso viene fatto con preoccupazione perché loro stesse pensano ma è meglio fare l'esame e quindi uscire di casa o restare a casa e evitare di fare un esame. Quindi questo è quello che è cambiato. Nonostante diciamo che questa settimana abbiamo fatto un grande passo avanti, perché se finora con tutte le mamme con cui parlavo mi dicevano mi sento sola, non vedo completamente nessuno, cioè non vedo mia madre da 40 giorni, quindi anche una mamma, cioè, contare giorni di assenza della famiglia è tanto, cioè nonostante, anche se sta nascendo una nuova famiglia in quel contesto storico. Quindi questo è quello che abbiamo percepito adesso. Questa settimana abbiamo avviato un nuovo corso, siamo alla 3ª edizione e ho ricevuto qualcosa di diverso. Già l'informazione che abbiamo dato, che i papà possono assistere alla nascita, è stata proprio un sollievo. Addirittura una mamma mi ha scritto mi è scesa una lacrimuccia e ci credo. Perché alla fine genitori si diventa in due e in quel caso sembra quasi che al papà sia tolto proprio un diritto. E quindi già questo è cambiato. E soprattutto la donna si sente supportata a 360 gradi, perché in questo caso non è più sola ad affrontare, diciamo, il dolore e soprattutto l'ansia e le preoccupazioni del parto, ma è supportata da qualcuno di cui lei ha fiducia. Giuseppe. Poi io ho voluto assistere al parto di mia figlia, quindi diciamo non è che poi me la scambiano nella culla, no? No, questo assolutamente. Abbiamo fortunatamente, anche se diciamo nel corso degli anni le nascite si sono molto medicalizzate, però diciamo dobbiamo valutare sempre i pro e i contro. L'assistenza che al giorno d'oggi si garantisce permette al tempo stesso un servizio migliore. Quindi anche braccialetti, piccoli particolari, proprio le piccole note fanno sì la differenza oggi nell'assistenza che si può garantire ad una donna o comunque a qualunque paziente in qualunque reparto in un qualunque servizio. Sicuramente. Ilenia, che ne diresti di essere un pochettino più, diciamo, intimi, un pochettino più così, come se non ci ascoltasse, vedesse nessuno e mi racconti proprio in maniera molto outing questi 2 mesi di Covid vissuto a Roma? Allora, i 2 mesi di Covid, ho detto tra noi amici, sono stati per il mio modo di essere abbastanza un sacrificio, perché io sono una che esce, che va, che torna, che vede un sacco di gente, dal teatro alla scuola, le prove, le riunioni, quindi sono una molto attiva. Dapprima mi è parso che avrei vissuto un dramma. Poi invece il fatto che comunque una terrazza ho iniziato a fare giardinaggio, poi vivo con Lorena Vetro, quindi abbiamo fatto le dirette, abbiamo suonato sul terrazzo per tutto il vicinato, abbiamo progettato, abbiamo unito il teatro alla videocamera, quindi creando dei video che in una qualche maniera continuano a spargere un po' di quello che facciamo delle produzioni. Ho scritto, ho imparato a fare il pane. Io ho imparato a mangiare meglio, a dire la verità. io ai fornelli sono sempre stata una cosa penosa, invece ho imparato a fare il pane, abbiamo sperimentato sto lievito madre famoso, quindi l'ho imparato e sembrava un'opera d'arte quando cresceva. Abbiamo fatto tanti progetti per le prossime stagioni cercando di capire come verranno e sono passati. Però io sono una che ogni 20 giorni a casa vede come sta Totò, come sta mamma, come sta così, e questo pesa. Poi sono una che gira tanto, gli amici, le prime, i teatri, questo manca.
E spero piuttosto, parlavamo e stiamo facendo una campagna in tal senso, io e Lorena come Vetri Blu, cioè questa quarantena è stata tanto aiutata dagli artisti comunque. Prima vedevo Maurizio, vedevo, non mi ricordo, perdonatemi il nome di quella Nunzio, Bonadonna. Cioè tutto questo è stato quello che in questa quarantena ha dato tanta vita, non solo Netflix, Sky, quello che vogliamo, però ci sono stati tanti artisti che si sono dati da fare per riempire queste giornate. Io spero che quando tutto questo sarà finito ci ricorderemo tutti di questi artisti, sia quelli dello spettacolo dal vivo che quelli del cinema, che della danza, della poesia, i libri. Insomma, è una parte a cui spesso non si pensa, giustamente si pensa agli operai, alle industrie, alle attività commerciali, ma c'è una parte importante che deve ripartire, che è quella del patrimonio artistico e culturale, e spero che accada. Sicuramente sarà un periodo migliore che tutti ci auspichiamo. Ridendo, scherzando, siamo quasi arrivati al termine del nostro tempo e quindi diciamo dobbiamo avviarci alla conclusione. Faccio una comunicazione di servizio al mio buon e caro Maurizio che... Oh, mi hai letto nel pensiero. Giuseppe Maurizio, io avevo detto, scusa, Bonadonna mi ha regalato il momento di teatro, Maurizio mi regala un momento musicale ma ce l'hai sempre appresso la fisarmonica, Maurizio? Ne ho 5 e le porto sempre con me. Io mi porto sempre la penna perché sono un giornalista all'antica, tu ti porti il tuo strumento, è un'appendice che è la fisarmonica. Sai di cosa mi ricordo io, Maurizio? Di un momento che tu hai fatto ricordando Leonardo Sciascia. Credo che era la presentazione di un libro di Felice Cavallaro o un qualcosa del genere. Sciascia l'eretico. Ricordo bene? Sì. Io ho composto un brano che si chiama Tema di Regalpetra. Ecco, hai visto, mi ricordavo veramente bene. Ed è un tema quasi cinematografico. Sì. Se lo vuoi proporre prima dei saluti? Ve lo propongo, ve lo faccio ascoltare. L'accorcio naturalmente, però è un tema pensato per il cinema, come una colonna sonora, dove ci sono anche tanti altri strumenti, e tutti hanno detto che è abbastanza delicato e viene eseguito con 2 fisarmoniche. Dimmi. Vai. No, dico, tu ne hai una, ma è come se fossero per 10, perché ricordo il suono che riesci veramente a essere un'orchestra intera con la tua fisarmonica. Richiama anche Parigi, perché con lo scrittore ci siamo visti a Parigi, io non volevo fare più il maestro, lui mi ha consigliato di continuare, quindi ho voluto raccontare in questo brano il libro, il rapporto la Sicilia, Parigi. Bene, un paio di minuti sono per te, tutto per Maurizio lo schermo.
Mi ha sorpreso anche a te, Ilenia. Hai fatto apposta, Maurizio. Hai fatto apposta. Bene, siamo arrivati alla fine, adesso i saluti. Prima di dare la linea al nostro amico Unicurs, devo dirvi che i saluti a target sono particolari, lo dovete fare con un pensiero, con un proposito, con una citazione, con un qualcosa che naturalmente contraddistingue anche il vostro essere, la vostra professione, ma che naturalmente deve essere positiva, perché noi vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno. Adesso la pubblicità, Unicurs e poi saluti. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al Consorzio Universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Grazie a tutti. Adesso i saluti, allora, grazie della presenza e della partecipazione a Vito Marasco, lui è il presidente provinciale dei tecnici ortopedici. Il tuo saluto, Vito. Microfono, attiviamo il microfono. Ecco. Grazie a voi per l'invito, sono orgoglioso di aver potuto farne parte questa sera e auguro la cosa più bella, che possa andare tutto bene e che possiamo presto ritornare alla nostra normalità. Un abbraccio a tutti, buona serata. Grazie anche a Tonino Suterasardo, il vicepresidente degli operatori e dei tecnici ortopedici. Così, Tonino? Sì, vabbè, raggruppa tutta una serie di aziende. Io sono veramente contento stasera di essere stati con voi. Il mio pensiero lo vorrei chiudere non secondo la mia attività, ma un pensiero particolare per quello che riguarda, perché mi ha colpito moltissimo l'attore poco fa che ha recitato quella bellissima poesia per le donne, che mi faceva riflettere che noi senza le donne siamo niente, siamo nessuno. Le donne lavorano, nello stesso tempo stanno a casa, badano ai figli, fanno tantissimi sacrifici, stanno vicino a tutti con il cuore e ci accudiscono e non sono mai stanche. Noi uomini appena torniamo dal lavoro ci dobbiamo mettere sul divano perché siamo distrutti. Per cui grande differenza. Per cui c'è una grande differenza. Grazie. E la forza sono le donne. Grazie Tonino. E a proposito di donne, grazie a Federica Arancio, ostetrica, e naturalmente per il grande lavoro che fa. Salutaci tutte le mamme che sono pronte al parto. Allora, innanzitutto grazie a voi. Con questa occasione dico pure alle mamme o comunque alle future mamme che noi siamo sia alla 4ª edizione dei nostri corsi preparto, però non ci fermiamo. Quindi se volete partecipare anche voi ci potete contattare tramite la pagina Facebook, tramite la pagina Instagram o direttamente nella nostra sede del consultorio. Io concludo con una frase che dico spesso alle mamme, ormai non spesso, dico sempre alle mamme. Anche se il mondo sembra essersi fermato, la vita no. E voi stesse siete proprio la conferma di tutto ciò. Quindi vi auguro un grande in bocca al lupo e soprattutto vi dico che andrà tutto bene. Noi speriamo che vada. Grazie ancora. Un grande saluto a tutti gli isolani isolati, in rappresentanza Ilenia Costanza. Io devo dire velocemente che preferisco venire alle tue trasmissioni come regista quando parliamo degli spettacoli, dei progetti. Mi diverte di più perché ho un'altra veste. In veste da isolana isolata dirò tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi. Quindi riprendiamoci, fateci tornare a casa e tutti insieme ripigliamola st'Italia, che ce la facciamo. Grazie Peppe. Mua. Grazie a Giuseppe Maurizio Piscopo, e lui vuole essere chiamato semplicemente maestro. Ci sono 3 parole che sono importanti e sono maestro, medico e magistrato. In una poesia sui bambini c'era scritto: il bambino ha 100 lingue, poi 100, ma gliene rubano 99. Invece i bambini in questa esperienza del coronavirus sono comportati in maniera straordinaria, e a loro voglio dedicare questa trasmissione, anche quel brano che vi ho fatto ascoltare, che amo molto. Grazie a voi tutti,
mi ha fatto piacere stare con voi e una buona serata a tutti i telespettatori. Grazie a voi della presenza e partecipazione, soprattutto grazie al gentile pubblico di Target e di TVA che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.